Bentrovati di nuovo con noi e un appuntamento anche oggi parliamo di CONI. Oggi abbiamo un appuntamento che è galvanizzante, un appuntamento molto forte perché abbiamo qui ospiti la federazione, la Federcombat, okay, che ci racconterà le varie discipline di cui si occupano. Abbiamo con noi ospite Luca Terrin. Buongiorno Luca, ben arrivato, presidente regionale Federcombat. E abbiamo anche con noi Nicola Traina, che invece è il consigliere nazionale della Federcombat e nonché responsabile anche degli eventi internazionali. Salve, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie di essere qua. Allora, io andrei subito a parlare di che si tratta. Questa federazione Federcombat, di cosa si occupa? Luca, ci vuole spiegare? Sì, intanto salve a tutti, grazie dell'ospitalità. Allora, la Federcombat è una federazione che unisce tutti gli sport da combattimento. Non dobbiamo fare un po' attenzione, sport da combattimento non significa violenza, ma significa sport. Dopodiché ogni specialità ha all'interno i suoi settori che sono amatoriali e agonistici. Ma quali sono questi sport da combattimento? Allora, noi raggruppiamo quelle che sono le discipline fondamentali del combattimento, quindi la kickboxing, la muay thai, il sambo, l'MMA, la savate, sono 5 shootbox, e la shootbox che praticamente è insieme all'MMA. Quindi andiamo, diciamo così, ad accorpare tutte quelle che sono le discipline che derivano un po' dalle arti marziali tradizionali, diciamo così, quindi per alcune dal judo, jiu-jitsu e quant'altro, poi ci sono state le evoluzioni, la kickboxing sono un agglomerato, diciamo, di tecniche che sono tra la box e le arti marziali, il karate e via dicendo. Deve pensare che soltanto nella kickboxing ci sono più discipline, quelle a contatto leggero e quelle a contatto pesante, e all'interno anche di quelle di contatto leggero a contatto pesante ce ne sono diverse. Quindi il point, che lo possiamo paragonare più o meno a quella che è una scherma, se vogliamo. Non abbiamo il fioretto, ma abbiamo delle protezioni, guantoni e calzari. Quando si combatte, il primo che tocca gli viene assegnato un pugno. Questo è basato sulla velocità, sull'esplosività e sulla tecnica, sulla precisione. Poi c'è l'eye contact, che è una sorta di box, se vogliamo, molto leggero, si adoperano anche nei calci, e la kick light invece, che è leggera anche questa, ma si possono adoperare anche i calci alle gambe. Di conseguenza queste tre discipline si trasportano poi nel contatto pieno, che diventa full contact, quello che è, diciamo, il light contact, quindi il continuato, pugni e calci, ma tutto quanto segue una sorta di strategia di preparazione ben precisa. Può sembrare casuale quello che si vede, invece no, sono tutti quanti i movimenti studiati sul tempo, sui movimenti, e quindi il contatto pieno, che è il full contact, che è quello che ha fatto nascere, diciamo così, un po' quella che è la kickboxing, e poi il K1 e la kick light, è tutto a contatto pieno, come dicevo prima. Quindi 6 discipline solo nella kickboxing. A seguire tutte le altre discipline che abbiamo nominato prima hanno questi settori, che sono quelli a contatto pieno e a contatto leggero. Ma quello che è più importante dire è che tutti questi settori hanno un contenitore importantissimo, che è quello delle fasce di età evolutiva, e quindi tutti i progetti fatti sulle fasce di età, sui ragazzini dei 6, 8, 10 anni, sul tipo di allenamento fare, quindi allenamenti basati sui circuiti, oppure su quello che è, diciamo così, il lavoro che mira, diciamo, a ricercare le abilità personali degli atleti, e poi dopo quello che è evitare la specializzazione precoce senza però andare ad evitare l'agonismo. Quindi uno sport che non è violenza, non è scontro, non è farsi del male, ma anzi è uno sport che insegna ai ragazzi, appunto fin dalla tenera età, da 6 anni in su, a comportarsi, a dare una disciplina, anche a conoscere meglio se stessi, se vogliamo, quindi no al bullismo, tanto per cominciare. Chiedo a Nicola Traina cosa ci racconta in questo senso. Buongiorno, intanto grazie di avermi fatto partecipare a questa trasmissione. La federazione in sé è proprio contro il bullismo, proprio una settimana fa è uscito un altro punto nostro della federazione a sostenere il contro al bullismo del nostro lavoro completo nelle scuole di formazione, e come federazione come valutiamo. Lo sport in essere nostro è veramente un sport completo, insegna il rispetto innanzitutto. 2 atleti entrano sia da giovani o da grandi con un regolamento ben preciso, sanno qual è il regolamento dell'attività che vanno a fare, che sia di kickboxing, che sia degli altri stili, perché la federazione nostra comprende molti stili da combattimento, come prima ha spiegato Luca. Ci sono delle regole e quelle regole vanno rispettate, per cui l'atleta entra, si mette in gioco, fa il massimo che può fare, e alla
fine non c'è una volta che da noi non ci sia alla fine di un combattimento un abbraccio, un saluto e un momento di amicizia. Questo credo che sia il principio. Quindi contro lo il diciamo bullismo. anche alle mamme che ci guardano da casa, Certo, e pensano io credo... ai loro figli a combattere, diciamo, facendo sport. Non è quello che ci si può immaginare o che si vede male nei film, semmai è esattamente il contrario. I ragazzi conoscono meglio se stessi, sono consci delle proprie capacità e anche di quello che potrebbero fare, forse sono più tranquilli facendo questi sport che non facendone altri, dove magari invece tendono ad essere un po' più attaccabrighe, dico bene? Certo, per esperienza faccio un esempio: per gli atleti che iniziano l'attività e che si provano a mettere in gioco, probabilmente hanno qualche difficoltà in più degli altri che non lo fanno, però hanno il coraggio di ammettere che hanno delle difficoltà e attraverso il lavoro individuale, il mettersi in competizione, cercano di risolverlo. Bene. E questo è il primo punto. Credo che uno sport del genere aiuti qualsiasi ragazzo con difficoltà o con non difficoltà a trovare se stesso e a trovare una formula migliore per affrontare quello che è la vita che c'è fuori. Io credo che come sport la visione che le persone possono avere da casa per il sentito dire o per il nome di una parola che va a esprimere lo sport non sia realmente pari a quello che noi facciamo. Un atleta è veramente un ragazzo che ha soprattutto dei valori che altri credo che non possano avere. Quindi è uno sport e di conseguenza ci sono molte attività e attività anche internazionali che, se ben capisco, è proprio il suo, quindi quello che lei svolge come attività nella federazione. Certo. Quali sono i prossimi appuntamenti e quali sono gli appuntamenti ricorrenti che avvengono a livello italiano? Allora, a livello italiano noi abbiamo 4 appuntamenti fissi. Adesso da quest'anno già organizzati nella città di Jesolo, sono 4 appuntamenti nazionali divisi per settori, perché come ricordava prima Luca Terrin noi abbiamo 7 discipline, abbiamo varie discipline, kickboxing con 7 applicazioni diverse tra fasce di età e sport diversi, abbiamo le MMA che anche qui ha sempre tutti i settori divisi, perché ogni sport che noi abbiamo parte con il settore giovanile per andare a istruire e fino ad arrivare al livello agonistico dei senior. Noi abbiamo come prima attività una Coppa del Mondo che è il primo evento internazionale, il più importante che abbiamo al momento qui a Jesolo, ed è dal 5 al 9 marzo. Poi abbiamo i campionati nazionali per la kickboxing e i campionati italiani di sambo e kick-jitsu ad aprile, i primi giorni di aprile, il primo weekend. L'ultimo weekend siamo sempre a Jesolo, perché diciamo che è quasi la città federale, perché ormai è da 4 anni che abbiamo un accordo con loro, ci sta facendo un'assistenza incredibile, una pubblicità, praticamente la collaborazione tra sport e comune è eccezionale e per questo continuiamo ad investire lì e a trovarci in questa zona. E questi sono appuntamenti di altissimo livello, però poi abbiamo anche degli appuntamenti più locali, se vogliamo, un po' più semplici, giusto? Chiedo a Terrin, che appuntamenti possiamo dire ai ragazzi, anche perché sappiamo che i ragazzi puntano poi ad arrivare a fare magari qualche gara, qualche incontro che li gratifichi, perché è giusto ed è normale così. Ma allora, soprattutto qui sul territorio, noi come Comitato Regionale Veneto, ma è un progetto che è diffuso un po' in tutta Italia e dopo in base un po' alle zone, diciamo, sul territorio vengono un po' variati i moduli di esecuzione. Noi facciamo almeno 3 o 4 appuntamenti con i kickboxing game, che sono le attività che facciamo, come dicevo prima, adesso l'età evolutiva, e quindi ragazzini dai 6 anni fino ai 13, 14, 15 anni che si alternano con attività ludico-motorie, non c'è competizione, vengono creati dei circuiti, se vogliamo chiamarli così, che hanno inerenza con quelle che sono le arti marziali o la kickboxing, e vengono valutati in base a una sorta di gioco che viene fatto. Quindi questo è il primo approccio che si fanno, diciamo, a livello pubblico con i ragazzini, che poi dopo si avvieranno verso l'agonismo. La kickboxing non è solo agonismo, ma è questo movimento che crea l'agonismo attraverso anche il gioco. Quindi fasce di età evolutive, dopodiché facciamo delle attività regionali dove facciamo le selezioni per poi andare al criterium, che è la prima parte per la selezione dei campionati italiani ed eventualmente alla nazionale.
qui sempre nel territorio, e noi nella fattispecie organizziamo una competizione internazionale che non dà titoli, ma è una gara che prevede all'incirca un 25 nazioni diverse che vengono a frequentare questa gara di altissimo livello, ed è una gara considerata di test per le gare importanti, quindi una grandissima attività. Ma quello che ci tengo a dire è che la kickboxing non è solo agonismo, perché altrimenti determinate persone che non intendono fare agonismo si sentono tagliati fuori. Io vorrei fare un piccolo passetto indietro. Quella che è l'attività che si svolge normalmente nelle palestre, nella mia, nella sua, quelle che io conosco qui dappertutto, diciamo, è un lavoro molto selettivo nelle fasce dell'età, diciamo. Ci sono corsi organizzati fino a 4, 6, 8, 10 anni. Si parte dall'attività ludico-motoria e poi dopo si fa l'attività di base, che è quella di formare gli atleti alla tecnica pure, quindi al lavoro ai guanti da passata, al lavoro ai sacchi, ai circuiti, lavoro sulla resistenza, sulla forza, metodologie di allenamento molto moderne e che hanno molta inerenza con qualsiasi altro sport. Quindi posso dire in maniera molto semplice che un atleta che fa atletica, che fa i 100 metristi, farà alcune cose che facciamo noi faremo alcune cose che fanno loro, inseriti nei programmi. Quelli che fanno sollevamento pesi fanno delle cose che facciamo noi. Quindi vuol dire c'è uno studio, come dire, molto, molto raffinato, molto importante su quello che si va a fare nelle palestre. Quindi io dico alle mamme, ai genitori, affacciatevi a questo mondo, portate i vostri ragazzi a fare le prove, ma soprattutto quella che è la cosa più importante è che quando entrate in una palestra voi dovete chiedere chi sono gli insegnanti, dovete assicurarvi che questi insegnanti abbiano una formazione data da una federazione e avrete la garanzia di persone preparate che sanno come approcciarsi in base, come dicevo prima, all'età. Quindi andate tranquillamente, provate, perché tutte le palestre fanno provare, diciamo, le attività che si svolgono, e quindi dovete entrare fiduciosi in questi club. Allora, grazie Terrina anche per questo invito. Ecco, un'ultima parola anche da traina prima di salutarci. Un invito che facciamo proprio ai ragazzi per frequentare questo tipo di sport e alle famiglie, perché li spingano e li aiutino a trovare una palestra magari vicino a casa, comoda, dove poter praticare questo tipo di attività. Io credo che sia veramente un punto di forza della nostra federazione e tutte le società che abbiamo in giro in Italia. La kickboxing comprende, la Federcombat comprende 850 società in tutta Italia con 35.000 iscritti e offriamo un grande lavoro generico su tutto. Una persona che può e ha la fortuna di partecipare in una società alle attività che fa questa società, ha la fortuna di entrare in una palestra che offre veramente un gruppo di amici, un lavoro con delle regole e con tanta voglia di migliorarsi e di rispetto, che in questo periodo credo che ce ne sia troppo poco in giro nel mondo. In questo momento credo veramente, quando parlo con i miei colleghi in tutto il mondo e anche in Italia, veramente ci rendiamo conto che ci stiamo muovendo verso poco rispetto e verso metodologie e attenzione di questi giovani che vanno da altre parti. Secondo me i genitori coinvolgere e spingere un figlio almeno a vederlo senza pregiudizi, a venire a vedere i nostri sport senza pregiudizi, per cui senza sapere qual è la parola o cosa, venire all'interno, vedere il lavoro che fanno i nostri tecnici, li porterebbe sicuramente a un approccio migliore e anche a provare. Bene, allora con questi inviti ai nostri ragazzi di partecipare, di provare, di sperimentare questo sport senza pregiudizi, ma provando nelle palestre, io ringrazio Nicola Traina di essere stato qui con noi e ringrazio Luca Terrin. Grazie a voi. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie. Do appuntamento alla settimana prossima, avremo un altro sport, un'altra disciplina degli altri ospiti. Ciao a tutti.